Ogni settimana centinaia di moldavi spediscono pacchi con generi alimentari o regali ai familiari che lavorano in Italia. Sono molte le opportunità offerte dal progetto cinese della Via della Seta, il punto sui lavori. Strutture di lusso e valorizzazione della cultura sono i settori su cui punta l'Albania per rilanciare il turismo. Riaperta a Praga dopo un lungo restauro, la cappella che nel Seicento era il punto di ritrovo della comunità italiana. Masha e Orso sono i protagonisti del cartone animato più seguito. Siamo andati a Mosca, dove vengono ideati gli episodi. Campo San Piero. Campo San Piero, giusto? Telefono? Cognome? E cosa c'è dentro? Un po' di scotch, cartone, sacche di plastica, bilance, una lista di nomi, numeri di telefono e indirizzi. Si conservano anche così i legami familiari in Moldova, il paese con la più vasta diaspora in Europa. Ecco, li peso qui e poi calcolo il prezzo. Sono 10 lei al chilo. Ogni mercoledì da questo piazzale nella capitale Chișinău, accanto al vecchio circo sovietico, partono decine di pulmini, destinazione Italia o Francia. A bordo persone che lavorano nell'Unione Europea, ma anche tantissimi pacchi, un piccolo regalo da spedire o ricevere per i familiari lontani, un modo per sentirsi più vicini, specie ora con l'approssimarsi della Pasqua ortodossa che cade una settimana dopo quella cattolica. Quanto ci vuole da qui ad arrivare in Italia in pulmino? Un giorno e mezzo. E la strada com'è? Ma fino alla Romania è brutta, tutte serpentine. Poi ok, ho qualche parente che lavora in Italia, ma prima era meglio. Ora anche lì è difficile. C'è la crisi dappertutto, sia qui che lì. È un'occasione per ritrovarsi tra ex emigrati, la prima generazione, quelli che dopo anni di lavoro in Italia hanno deciso di tornare per provare a creare qualcosa nel proprio paese, ma non è facile. Qua per vivere deve pagare per tutto, anche quella aria che si respira. Qua è un disastro, un monopolio, come si chiama? Una mafia. Come mai sei tornato? Io sono tornato in famiglia, dicevo che abbastanza comincerò qualche attività di aprire, invece mai mi regretto che sono tornato qua per fare niente. Spesso, una volta rientrati dopo anni fuori, si resta con poco in tasca e nel frattempo sono emigrati i figli in cerca di fortuna o sono rimasti in Europa, la seconda generazione. Questa signora ha lavorato 13 anni a Rimini da badante, ora è in pensione in Moldova. Percepisce 1.400 lei al mese, 68 euro. La sua famiglia è tutta all'estero, vive sola. Le rimesse della diaspora hanno un ruolo importante nell'economia moldava, fanno un quarto del prodotto interno lordo, una cifra enorme. Fino al 2016 hanno favorito la crescita, ma ora la crisi pesa. Oggi in Italia vivono circa 140.000 moldavi con un visto di lavoro regolare. Il 33% sono uomini, impiegati nell'edilizia, in fabbrica o hanno imprese proprie. La maggior parte nel nord, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia. Già sono 7 anni di quando sono tornato. Perché hai fatto fortuna o no? Non ho fatto fortuna. Non ho fatto niente. Lavoravo ad Alcoli, a Panettoni. Sono tornato a casa per figli, la moglie. La prima generazione di emigrati restava fuori per anni. Oggi i giovani preferiscono fare la spola tra Moldova ed Europa. Per 3 mesi basta il visto turistico. Dal 2014 c'è il regime visa free. I giovani partono in America, dappertutto, perché qui fanno i studi e poi lo Stato non offre niente. Io faccio vending, se lei conosce i distribuitori automatici di caffè. E anche questo l'ho preso dall'Italia. Fano, Italia. Mi è arrivato da Fano. Dall'Italia qui spediscono panettone, caffè, pasta, tonno, conserve. E da qui a lì frutta secca, prugne, semi tostati, girasole e vino. Ma certo, vino moldavo. Конечно, молдавское вино.
La nuova Via della Seta, l'iniziativa strategica lanciata nel 2013 dal presidente Xi Jinping per migliorare i collegamenti tra la Cina e l'Europa, sta decollando. Importanti soprattutto gli interventi nell'area euroasiatica. Significative anche le opere che i cinesi stanno realizzando nei Balcani. Pechino ha una importante base logistica nel porto del Pireo ed è impegnata nella costruzione della nuova ferrovia ad alta capacità Budapest-Belgrado, i cui binari dovrebbero essere poi estesi attraverso la Macedonia fino alla Grecia. L'Italia è stata coinvolta per ora nella variante marittima della Via della Seta con i porti di Genova e soprattutto Trieste. Fabio Massimo Parenti, politologo, sottolinea che la Via della Seta potrebbe essere una grande occasione di rilancio per la logistica italiana, ma il nostro paese è preparato a questa sfida. Siamo in ritardo su tentativi per riqualificare il porto di Taranto, ma anche del Nord Adriatico. Altre realtà come la Grecia, come l'Algeria, si stanno muovendo più velocemente per cogliere l'opportunità che offre la Via della Seta. La Via della Seta da un punto di vista geopolitico potrebbe creare delle tensioni, ad esempio con l'alleato storico dell'Italia, gli Stati Uniti? Il progetto della Via della Seta di fatto è un progetto di pace, cioè senza esagerare, è un progetto che non implica contrapposizioni tra blocchi, ma vuole fornire più investimenti e interconnessione tra l'Europa e l'Asia. La Via della Seta marittima, con il recente raddoppio del canale di Suez, è per il Mediterraneo e particolarmente per l'Italia un'occasione strategica. B. Jiangshan dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia. Questa iniziativa One Belt One Road è stata promossa dalla Cina, però One Belt One Road non è un'iniziativa totalmente cinese. Infatti noi promuoviamo questa iniziativa proprio per intensificare le cooperazioni internazionali. È una piattaforma che tutti i paesi sulla Via della Seta marittima possono partecipare con i propri desideri. La Cina cosa chiede all'Italia? Speriamo che con l'Italia possiamo collaborare in tanti settori, per esempio i settori che l'Italia è più forte, il design, manifatturiera, tutela dell'ambiente, eccetera. Poi noi due paesi possiamo collaborare in un terzo paese, per esempio in un paese un po' arretrato, in Asia centrale. Così facciamo anche delle infrastrutture insieme per aiutare al popolo locale di migliorare le loro vite. Quanto denaro ha investito il governo cinese in questo progetto? E questo non abbiamo fatto un calcolo. Comunque non si tratta, come ho detto, non si tratta di un'iniziativa totalmente cinese. Tutti i paesi partecipano a questa iniziativa, tutti i paesi investono proprio in questa iniziativa. La leva che Pechino usa per realizzare la Via della Seta è la Banca Asiatica di Investimento per le Infrastrutture, dotata di un capitale di 100 miliardi di dollari. La Cina partecipa al capitale con 30 miliardi. Altri paesi asiatici, l'India e la Russia, hanno messo sul piatto 45 miliardi, mentre l'Italia si è impegnata a sottoscrivere una quota di 2 miliardi e mezzo. Tensione alle stelle tra la Serbia e il Kosovo dopo che le unità speciali della polizia kosovara hanno malmenato e arrestato Marko Đurić, capo dell'ufficio governativo serbo per il Kosovo. Il rappresentante del governo di Belgrado è accusato dalle autorità di Pristina di essere entrato senza permesso in Kosovo. Belgrado ribatte che la visita era annunciata. L'incidente ha provocato l'uscita del partito etnico dei serbi dalla maggioranza che sosteneva il governo del premier kosovaro Haridinaj. Il presidente serbo Vučić ha definito terroristica l'azione della polizia kosovara, mentre le autorità di Pristina hanno invitato i vicini a rispettare la sovranità del Kosovo.
La presenza di turisti in Albania è in costante aumento, soprattutto sui 450 km di costa, dove insistono stabilimenti balneari e strutture ricettive. Il governo di Edi Rama ha deciso di innalzare il livello dell'offerta, puntando sul potenziamento dei servizi di lusso e sulla valorizzazione dei beni culturali, le città storiche Scutari e Argirocastro, i siti archeologici di Apollonia e Butrinto, la rete di chiese bizantine e i sentieri naturalistici, in un paese ricco di tradizioni dove convivono pacificamente 3 religioni diverse. Noi abbiamo fatto la riqualificazione dei centri urbani anche nelle piccole città che erano dimenticati. Per noi sono dei centri potenziali turistici se si mettono in una mappa integrata. Noi abbiamo costruiti 4 nuovi musei con dei collezioni che esistevano già, ma non erano ben presentati, erano nascosti nel senso che erano dimenticati. Abbiamo aperto, come qui a Tirana, dei bunker, li abbiamo trasformati in luoghi di musei del periodo della dittatura. Abbiamo aperto un nuovo museo che l'abbiamo creato nel posto stesso dove la dittatura ha esercitato uno dei meccanismi più orribili. Poco distante dalla centrale piazza Skanderbeg di Tirana, dal 1944 al 1990, in questo edificio migliaia di cittadini albanesi sono stati interrogati e torturati dai servizi segreti del regime comunista. Completamente nascosto dall'edera, tutti ne conoscevano l'esistenza, ma nessuno sapeva esattamente cosa accadesse all'interno. Abbandonata dopo il crollo del regime, la Casa delle Foglie è stata ristrutturata da un team di architetti guidato dall'italiana Elisabetta Terragni e i documenti trovati all'interno sono stati resi pubblici, i verbali dei processi politici celebrati, le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate con sofisticati dispositivi elettronici. Da qui si controllavano i ministeri, le ambasciate e i principali alberghi con collegamenti diretti in ogni singola camera. L'importante per noi, che l'abbiamo vissuto, io ho vissuto la metà della mia vita sotto la dittatura, tutto questo diventa nello stesso tempo comunicazione, educazione, turismo e economia. Dopo Tirana, Durazzo è la seconda città albanese per storia e per numero di abitanti. Qui ci sono l'anfiteatro romano, il foro e un museo archeologico. Il comune spende 8 milioni di euro all'anno per riqualificare edifici e infrastrutture. Ingenti risorse sono destinate all'ammodernamento delle reti elettrica e fognaria. Il depuratore di Durazzo, un impianto di ultima generazione, è stato realizzato da un'azienda pugliese, ma la maggior parte degli sforzi sono concentrati sul porto. Il porto deve essere di cittadini, è un porto non più industriale, ma un porto per crociere, per traghetti, un porto che città vive con il porto. Facciamo un progetto grandissimo con Studio Archea di Firenze, un simbolo della città, una veliera, un progetto che vale di 5 milioni di euro. La crescita economica negli ultimi anni ha favorito il ritorno a casa di molti albanesi emigrati negli anni 90. A Dermi, sulla costa meridionale del paese, visitiamo il cantiere di un residence in costruzione, 150 ville tra il Monte Logorà e il Mar Ionio, quasi tutte già vendute a circa 300.000 euro. Il progetto è di un imprenditore albanese tornato a casa dopo 23 anni a Reggio Emilia. Quando sono venuto nel 2011 ho visto un po' di cose che non mi piacevano, ecco. Diciamo, la costruzione non era un bel fatto. Allora ho detto io devo fare una cosa come ho fatto in Italia e ho deciso di fare così. Nel 1583 Rodolfo II sposta a Praga, la capitale dell'impero. Sulle rive della Moldava, di fronte al Ponte Carlo, comincia anche la costruzione di un nuovo edificio di culto incastonato nel complesso del Clementinum, l'antico collegio dei Gesuiti. A benedirlo solennemente nel 1600 il nunzio papale Filippo Spinelli, allora vescovo, poi cardinale. Consacrata all'Assunzione di Maria, nell'uso comune prese presto un altro nome, quello di Cappella degli Italiani. Per più di 300 anni ha rappresentato il luogo in cui italiani, laici e religiosi si incontravano per decidere, diciamo, le politiche che riguardavano i temi più cari ai nostri connazionali. La storia della cappella prosegue nel Settecento con la modifica del suo orientamento e la costruzione del portico d'ingresso. In quegli anni gli interni acquistarono il loro definitivo aspetto barocco.
poi l'inizio di una lenta decadenza fino all'abbandono definitivo. La cappella appartiene allo Stato italiano, così come questa ambasciata, così come l'Istituto di Cultura. Dopo 30 anni che giaceva in condizioni piuttosto drammatiche, nel senso che stava per crollare, ho deciso che era il momento di rimetterla a posto e abbiamo trovato la cooperazione delle autorità locali, del Ministero degli Esteri e di privati. Il restauro, affidato a una ditta bolognese, è cominciato a febbraio 2015 con l'analisi dei danni negli esterni e negli interni. I tecnici si sono trovati davanti una situazione preoccupante con fessurazioni nella cupola e nei muri e coppi del tetto danneggiati che avevano lasciato entrare umidità e pioggia. Questa cappella chiusa da tanti anni in una città così piena di elementi architettonici vivi rappresentava una sorta di spina nel fianco, quindi era completamente inagibile e chiusa. I lavori che hanno visto una prima fase strutturale e una seconda decorativa hanno, oltre aver ridato un perfetto aspetto architettonico all'immobile, anche una sicurezza strutturale. A fine anno la Cappella degli Italiani ha riaperto il suo portone a pubblico e fedeli. Tra i primi visitatori anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in visita ufficiale in Repubblica Ceca. Per i prossimi 20 anni l'edificio sarà gestito dalla Chiesa Uniate di rito bizantino che ha contribuito al restauro. In alcune occasioni sarà comunque a disposizione della comunità italiana a Praga, in attesa del definitivo passaggio di mano previsto nel 2037. La Mona Lisa di Leonardo esposta al Museo del Louvre? È esattamente uguale a me. Non è solo la protagonista di un cartone animato. Testarda e birichina è la bambina russa più famosa del mondo. Dici Masha e pensi subito a lei. È entrata in tutte le case, spesso senza chiedere permesso, ma i suoi occhioni verdi si fanno perdonare tutto. Conquistano i telespettatori come il suo grande amico orso, un ex circense dal cuore d'oro. Siamo andati a scoprire dove vengono ideate le storie di questa coppia venuta dal freddo, nello studio di animazione Animacord alla periferia di Mosca. Come e quando è nato il personaggio di Masha? Chiediamo al direttore, Dmitry Lavieiko. L'ha inventato Oleg Kuzavkov, il creatore della serie. Era in vacanza sul Mar Nero, quando gli capitò di notare in spiaggia una bambina simpatica ma iperattiva che importunava chiunque, fino al punto di spingere i bagnanti a fuggire, a nascondersi quando la vedevano avvicinarsi. Ma allora come è considerato in Russia il personaggio di Masha? È vero che qualcuno la considera un cattivo esempio? Sì, circa un quarto dei russi crede che non si comporti a dovere. Sono di solito persone cresciute in epoca sovietica, quando l'educazione dava la massima importanza all'obbedienza, all'ordine e alla disciplina. In realtà tutti i bambini sognano di essere come Masha e di avere un amico come Orso, paziente e permissivo. La serie, ispirata a una favola per bambini del folklore russo, è ambientata in un bosco vicino a una stazione ferroviaria della linea transiberiana e mischia molti elementi vintage, eredità dell'era sovietica o di quella zarista. In onda dal 2009, i cartoni animati di Masha e Orso sono già stati tradotti in 35 lingue e trasmessi in più di 100 paesi. Un episodio, ricetta per un disastro, è già stato visto su internet quasi 3 miliardi di volte. Un exploit di proporzioni imprevedibili. In cosa consiste il segreto del vostro successo? Chiediamo a Dmitry. Innanzitutto un'alta qualità tecnica, grande attenzione al dettaglio, alla musica e alla sceneggiatura, che enfatizza le azioni più che i dialoghi. Questo fatto ha facilitato fin da subito la comprensione anche da parte degli stranieri, che non conoscono il russo o l'alfabeto cirillico. Vi aspettavate una così vasta popolarità all'estero? Assolutamente no. Il canale YouTube in russo conta già oltre 13 milioni di iscritti, ma intanto ne sono nati altri in 13 lingue diverse, italiano incluso. È sorprendente che il 95% dei bambini italiani in età prescolare conosca Masha, e questo grazie anche alla RAI. Ma pensate, in Italia è sorta pure la prima zona dedicata in un parco divertimenti. Sì, da voi c'è grande attenzione, e così abbiamo pensato di dedicare uno spettacolo teatrale alla musica italiana. Le storie di Masha e Orso prendono forma grazie a un lavoro certosino. Denis Ceviazov è il regista e adesso sta curando la terza serie, episodio numero 68. Quanta gente lavora a una puntata, gli chiediamo. Un centinaio tra disegnatori e specialisti di video d'animazione. Io sono, per qualunque artista, una
una grande, infinita fonte di ispirazione. E quanto dura la preparazione di un episodio? Da 5 a 8 mesi, risponde Denise. Un episodio dura 7 minuti e in media si producono dai 2 ai 4 secondi al giorno. Dipende dalle difficoltà grafiche, dalla sceneggiatura, dai personaggi coinvolti, quanti sono, cosa fanno e dove lo fanno. Con tutti questi numeri non ci capisco più niente. Le televisioni vorrebbero accelerare la produzione, ma serve tempo per fare le cose con cura e così sono nati anche alcuni spin-off, opere derivate come i racconti e le storie di paura di Masha. Qui la bambina irrequieta intraprendente si mette nei panni degli adulti e diventa lei la voce narrante, perché la verità è che Masha e Orso piace anche ai più grandi. Piace ai genitori, conferma Dmitry Lavieiko, perché si rispecchiano nel ruolo di Orso, stressato ma molto affezionato a Masha, e piace a quel pubblico che è cresciuto con noi, ragazzi che adesso sono quasi adolescenti, ma che non hanno dimenticato i cari amici dell'infanzia. Neanche loro ci sono riusciti.